Per la nostra rubrica L'intervista vi proponiamo la Sardegna vista con gli occhi di una coppia, lui di Olbia e lei di Telti, che ha creato un format sui social per raccontare i luoghi più caratteristici dell'isola. Li ha intervistati Roberta Ebau. Uniti per la vita e da una passione i viaggi. Manuela Fiori e Andrea Sini, in arte Manu e Andrea, da 20 anni impiegati in una grande azienda di trasporti, si occupano di marketing e turismo. Sono i creatori e i protagonisti di Quando ci gira, un format che sui social racconta i loro itinerari in Sardegna. Girare significa viaggiare, quindi quando ci gira, quando ci va di viaggiare, significa anche quando ne abbiamo voglia, non ne avremo sempre voglia ma dobbiamo limitarci a quando possiamo farlo, e poi girare anche il significato di girare con la telecamera. Tutto iniziato nel 2022 sulla spinta della curiosità e della voglia di conoscere. Abbiamo il desiderio di raccontare con la nostra esperienza le potenzialità incredibili, la meraviglia che la nostra Sardegna ha da offrire. Ogni viaggio un'avventura tra le tradizioni millenarie o la natura incontaminata o gli antichi borghi. Le chiese, i parchi, siamo entrati nelle botteghe degli artigiani e quindi abbiamo scoperto delle storie incredibili, abbiamo visto come prendono vita degli oggetti partendo dalla materia prima. Abbiamo fatto un'esperienza diretta di creazione di un manufatto, abbiamo provato a realizzare la filigrana, abbiamo provato a modellare la ceramica. In un primo momento i contenuti erano destinati ad amici e parenti, poi l'iniziativa ha cominciato ad essere apprezzata da più persone e così i brevi video si sono trasformati in piccoli cortometraggi. Abbiamo deciso di inserire all'interno dei nostri contenuti anche la storia delle persone, la storia dei personaggi, che abbiamo riscontrato che si intrecciano molto spesso con altre storie che abbiamo raccontato precedentemente negli altri episodi. Non c'è un programma di viaggi predefinito. Ci svegliamo la mattina, la domenica, prendiamo la macchina e decidiamo una destinazione e quindi cerchiamo di scoprire le particolarità, i segreti di quella destinazione. Ogni luogo, ogni persona rende il racconto un'esperienza unica. La cosa che ci arricchisce di più sono i contatti umani. Nel futuro, un obiettivo. Raccontare tutta la Sardegna, se possiamo.